Eccoci, benvenute e benvenuti al nostro Focus. Oggi ci occupiamo di morti dimenticate, sono quelle nelle carceri italiane, soprattutto anche in quelle siciliane. All'ordine del giorno ormai sono i tentativi di suicidi, ma non solo, anche gli atti di autolesionismo negli istituti penitenziari. Insomma, una situazione che si fa sempre più esplosiva un po' dappertutto, su tutto il territorio nazionale. Noi oggi ovviamente il nostro Focus lo rivolgiamo alla Sicilia, dove già sono 10 i decessi dall'inizio dell'anno, 7 le morti e 3 i suicidi. Insomma, cercheremo di capire cosa sta succedendo e soprattutto quali sono i nodi, i punti anche dolenti che si trascinano ormai da anni appunto nelle carceri siciliane. Questo pomeriggio ne parleremo con Ruben Paro, che è dell'associazione Sbarre di Zucchero, ma non solo, e anche collabora con appunto per quanto riguarda i detenuti di Siracusa. Buon pomeriggio, chiedo alla regia, poi magari appunto avremo altri ospiti, spero di riuscire a collegarci. Intanto benvenuto, lei è un testimone, cercheremo anche di entrare dentro il carcere oggi perché se ne parla sempre da fuori, no? Mentre invece lei, che appunto fa parte di questa associazione, tra l'altro appunto collabora col garante dei detenuti di Siracusa, Giovanni Villari, insomma ha contezza più di chiunque altro probabilmente di qual è la situazione appunto nello specifico nel carcere di Siracusa, ma ricordiamo che l'ultimo decesso è avvenuto nel carcere di Augusta, appunto con un detenuto all'ergastolo che ha cominciato lo sciopero della fame a dicembre, pensate, tanti mesi e soprattutto anche proprio la difficoltà di dover affrontare quelli che erano anche alcune richieste che faceva Giulio Rena, appunto si chiamava così, cioè proprio quello di avere dei permessi e comunque di avere un'assistenza, una vita dignitosa, appunto aveva sempre detto, aveva cercato invano anche con la sua protesta di farsi voce per tanti detenuti che vivono questa condizione. Dunque, Ruben Paro, ci racconti un po' qual è la situazione? Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Riporto i saluti dell'ufficio del garante dei detenuti di Siracusa. La situazione purtroppo è emergenziale per il fatto che, a parte che nella natura stessa del carcere, quindi nell'ontologia del carcere come istituzione, a ciò si aggiungono anche tutti i problemi strutturali, gestionali, politici che si concentrano nel carcere. Abbiamo appunto ricordato la morte di Giulio Rena nel carcere di Brucoli, che tra l'altro è morto nelle stesse circostanze di altri 2 detenuti dell'anno scorso proprio nel carcere di Brucoli a seguito di uno sciopero della fame. Tra l'altro il detenuto in questione, in sciopero appunto da dicembre, il decesso è avvenuto il 28 giugno, però si scopre solo a luglio, perché effettivamente il grande problema del carcere è quello che diventa una realtà praticamente oscura e misteriosa, come per l'appunto ci fosse un problema anche nell'affrontare la questione carceraria, che per l'appunto è anche il problema che riportano gli stessi detenuti, perché effettivamente il problema che incontra il carcere è quello di natura politica, perché se non ci sono mosse dal punto di vista politico vuol dire che non c'è la cultura sociale di guardare il carcere, di saperlo guardare e affrontare. Certo. Ad esempio a Siracusa... Ecco, io le chiedo una fotografia di quello, poi entriamo dentro, ecco, ci racconti un po' in che condizioni si vive, perché molti lamentano proprio la mancanza di dignità addirittura, no? Cioè, voglio dire, il carcere sicuramente non è una colonia estiva, ma è comunque un luogo dove questa appunto giustizia riparativa di cui si parla tanto, non so se poi nei fatti avviene. Sì, ad oggi il carcere è un luogo che annienta la dignità umana e lo si può dire per le condizioni che si vivono. Voglio azzardare a dirmi che qualche carcere addirittura nulla a che vedere, nulla a imitare a dei lager, perché se noi guardiamo ad esempio il caso del carcere di Siracusa, dove qualche mese fa si è suicidato un detenuto, Giuseppe Pilade, nella stessa giornata in cui è avvenuto il suicidio di questo giovane detenuto che in qualche mese avrebbe finito di scontare la pena, nella stessa mattinata un altro detenuto aveva tentato il suicidio. Quindi ci rendiamo conto che effettivamente il problema è questo, ma il problema di base qual è? Che
il carcere, che oggi dovrebbe essere un luogo di riabilitazione, è una discarica sociale, perché in carcere, e questo vale per tutte le carceri, è un luogo in cui non si fa nulla effettivamente, perché c'è un sovraffollamento non indifferente. Per quanto riguarda Siracusa nello specifico, ci sono delle gravi carenze anche dal punto di vista sanitario. Pensiamo addirittura che l'ultima visita del garante, appunto in sede di visita ispettiva, lo psichiatra era assente da 2 settimane. In sezione nessuno sapeva il motivo per cui fosse assente, eppure dai dati ci sono stati comunicati dall'area sanitaria. La gran parte dei detenuti nel carcere di Siracusa era sottoposto a terapia psichiatrica, quindi ci rendiamo conto che un luogo di rinascita in realtà diventa una discarica sociale, perché all'interno ci sono detenuti con problemi psichiatrici, ci sono immigrati, persone che non hanno certo, alcuna ma possibilità anche di problemi ripresa, di tossicodipendenza, insomma è complessa la situazione, è anche molto grave. Io do il benvenuto anche a Pino Apprendi, che è il garante dei detenuti di Palermo. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Io le chiedo a questo punto, questa discarica sociale, lei anche in occasione del 4 luglio sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge presentato appunto proprio perché per quanto riguarda la questione carceri dal ministro Nordio. Lei già è stato subito critico e soprattutto ha fatto anche alzare la sua voce dicendo che è un decreto bluff, e le chiedo questi interventi, lei che comunque conosce le carceri, conosce soprattutto le carceri siciliane, anzi ci racconterà, ieri è stato a Lucerdone, quali sono, diciamo, le novità che potrebbero essere influenti per risolvere quelli che sono i problemi, l'abbiamo già accennati: sovraffollamento, strutture obsolete e soprattutto grande disagio anche all'interno delle carceri, proprio di vivibilità, di quotidianità. Ma guardi, buonasera, intanto scusate per aver avuto problemi di connessione. Qui si cerca di far passare un messaggio da parte del governo come se fossero stati fatti dei provvedimenti che potrebbero cambiare le cose nel carcere. E non è la prima volta che si fa questo tentativo di far passare questi messaggi, perché poi stringi, diciamo, non c'è nulla di concreto, insomma, o se non cose che sono scontate, se sono cose che sono direi minime, che non potranno assolutamente cambiare le cose nel carcere, perché si teorizza molto, ma in pratica le cose stanno molto le chiedo di farci un esempio concreto, anche di farci capire. Ma l'esempio concreto, ma guardi, le due telefonate, vabbè, le due telefonate le metteranno, se non addirittura qualche direttore già le ha messe, ma veda, io all'indomani di una visita come quella di ieri a Lucerdone, ecco, abbiamo anche le immagini degli esterni, parlare di questo decreto, ma perché ne vedo la inutilità, non c'è la sostanza, ci sono chiacchiere, ci sono discussioni che non affrontano il problema vero. Guardi, io se lei è d'accordo, io le racconto la visita di ieri. Sì, assolutamente. Che è stata sconvolgente per uno come me che da 20 anni va in carcere, da oltre 20 anni. E immagino quindi per un cittadino che che si trova a guardare per la prima volta. Io ieri sono stato in carcere con l'onorevole Davide Faraone, che diciamo, loro hanno organizzato questi incontri in tutte le carceri, perché dopodomani o domani mi pare, sì, ci sarà in discussione il decreto Giacchetti, dove alcuni provvedimenti potrebbero effettivamente essere diciamo di aiuto a far uscire un po' di gente dal carcere. Ma io ieri, guardi, sono stata alla 9ª sezione e non so se voi avete avuto il mio comunicato stampa. Io ho chiesto in maniera categorica: chiudete la 9ª sezione. Non è che le altre sezioni siano stanze di albergo, ma la 9ª sezione è una sezione dove diciamo accade di tutto. Peraltro c'erano
ben 4 persone in sciopero della fame, della sete e sciopero nei confronti anche delle cure, no? Persone di cui io per esempio non sapevo nulla di questa cosa, l'ho appresa ieri, ma c'erano persone che già da una settimana erano in sciopero della fame. E poi quando entri nel particolare, io almeno per quanto mi riguarda non entro mai a chiedere del motivo del reato che hanno commesso, ma quando poi affronti il problema e c'è un detenuto che è in sciopero della fame e della sete dal giorno 3 di luglio perché non ha notizie della riunione del Consiglio che c'era stata per poter stabilire dell'affidamento in prova perché deve fare gli ultimi 4 mesi di carcere, una persona che peraltro si è comportata anche non ha avuto momenti di crisi con la polizia penitenziaria e questa persona non ha notizie, non gli arrivano notizie. Oppure un altro detenuto che si è cucito le labbra perché vorrebbe lavorare, vorrebbe un lavoro. Cioè sono motivazioni che potrebbero affrontarsi nel quotidiano. Dice, ma allora dov'è il problema? Il problema è complessivo e non si può affrontare come si fa a foglia di carciofo. No, non è quello il sistema. C'è un problema di giustizia che è complessivo. Certo, e quindi assolutamente. Va dalla mancanza di polizia, di agenti di polizia penitenziaria perché è sottodimensionato l'organico. Appunto, e quello è un altro. Ecco, a proposito del decreto del ministro, il ministro Nordio ci parla di 1000 assunzioni in 2 anni, cioè 500 persone all'anno, quando il turnover è già più alto, quindi è una presa in giro anche nei confronti della polizia stessa che si adopera per quello che può fare. Ricordiamo che anche ci sono stati dei suicidi in carcere di poliziotti della polizia penitenziaria, sono sei casi, quindi voglio dire. È il numero più alto di suicidi delle forze dell'ordine. Infatti, il disagio è comunque. La nostra iniziativa che faremo come garante l'ho promossa io, ma insieme al Comitato di Gestione dei Diritti, insieme agli avvocati, quello che faremo appunto il giorno 23 mattina davanti al Tribunale di Palermo, noi l'abbiamo intitolata Morire di carcere, perché ci sono i suicidi dei detenuti, ci sono i suicidi della polizia penitenziaria, ci sono i morti tra virgolette naturali, naturali. Certo. Ci sono gli ammalati con patologie gravi che non vengono curati in maniera adeguata. La fermo un attimo perché ho visto che Donatella Corleo ci ha raggiunto, speriamo di poter perfezionare il collegamento, penso ci sente, e di nessuno tocchi Caino. Io vi sento. Di nessuno tocchi Caino. Sì, però si è frizzata purtroppo l'immagine, cerchiamo di riannodare il collegamento, perché volevo sentire anche lei a proposito appunto della situazione e comunque anche della condizione di molti detenuti. Nessuno tocchi Caino si occupa da tanti anni, appunto entra dentro le carceri e denuncia soprattutto lo stato appunto in cui si trovano tanti detenuti. Io farei una cosa, mi fermerei per una brevissima pausa, così i nostri problemi tecnici speriamo di superarli. Ci stiamo occupando della situazione nelle carceri siciliane che appunto diventa sempre più difficile. Ruben Aparo, le chiedevo anche la pesantezza della situazione, si scarica anche uno scontro fra il detenuto e la polizia penitenziaria, no? Ne accennava Pino Apprendi, questo turnover insomma che dovrebbe essere colmato in parte da questo nuovo decreto, ma in realtà ecco che invece qual è appunto il vissuto poi quotidiano?
Il problema è che creandosi un ambiente tossico in cui non c'è rispetto delle regole, dei diritti fondamentali, e in quel momento poi ne vengono a risentire le psiche di tutti e cominciano così i contrasti, nulla togliendo ovviamente sul fatto che ci siano tante persone che lavorano con molta dedizione, seppur le condizioni disumane anche per chi lavora. Ma è ovvio che nel momento in cui vengono a mancare le basi dello Stato di diritto, della democrazia, in un luogo, in un'istituzione totale del genere, naturalmente cominciano gli scontri, cominciano le rivolte, ma il tutto è frutto di un malcontento generale e del fatto che vi sia una mancanza di rispetto dell'istituzione, non del poliziotto, verso il detenuto, che poi naturalmente si scontra con le varie esigenze specifiche che si vengono a creare nel contesto penitenziario. È la realtà il fatto che, come dicevo prima, il tempo vuoto che caratterizza il carcere, perché in carcere non si fa niente e quindi non si fa nulla per recuperare socialmente il detenuto, diventa anche quel posto in cui, seppur il detenuto voglia cogliere quelle pochissime opportunità che il carcere dà, quale ad esempio la scuola, delle volte per problemi organizzativi, gestionali, l'assistente che deve accompagnare in aula per fare la lezione scolastica il detenuto non lo può fare, o lo fa solo a 10 minuti dalla fine della lezione, ed è ovvio che lì cominciano a nascere gli scontri, ma non solo gli scontri del detenuto verso il corpo di polizia, l'assistente, ma anche uno scontro interno, perché poi il detenuto si rende conto che non riesce a utilizzare nemmeno quei pochissimi spazi di recupero che l'istituzione gli dà, e quindi in quel caso o torna in cella e comincia a dire: io sono uno stereotipo, non ho alcuna possibilità di uscire migliorato, perché effettivamente una persona del genere viene trattata in una situazione del genere con una presunzione di recuperabilità, ma o cade in un loop del genere e quindi esce senza fare nulla in carcere e torna a delinquere, come dicono le statistiche, Sì, oppure comincia a pensare su se stesso e poi a entrare in dei circuiti psicologici malsani che portano anche al suicidio. appunto, apportano poi quei gesti estremi di cui purtroppo diamo appunto notizie quasi quotidianamente, o comunque insomma poi anche se si scoprono dopo che sono avvenuti. Pino Apprendi, in questo ultimo decreto lei faceva riferimento, insomma, misure per evitare il sovraffollamento nelle carceri, perché poi quello è anche il problema principe, no? Cioè ci sono delle percentuali, lei le ha anche stimate, come insomma 116% in più, insomma, di detenuti rispetto agli spazi, rispetto a tutto. Quindi una situazione, insomma, che andrebbe affrontata come? Lei dice carente questo decreto, appunto si discuterà di queste proposte appunto in Parlamento, però voglio dire, nel frattempo cosa si può prevedere fattivamente, perché questo decreto comunque prevede qualcosa, diceva di snellire un po' l'iter burocratico appunto per concedere quindi più permessi e quindi un po' svuotare queste carceri. Intanto mi dispiace ma non ascolto bene, mi arriva un po' spezzettata la voce, però no, ho capito la domanda qual è. Sì, il sovraffollamento, peraltro grazie ad Antigone abbiamo dei numeri anche precisi, l'osservatorio è molto preciso, diciamo che siamo oltre le 64.000 unità di presenze a fronte di poco più di 50.000 disponibilità di posti, stando a quelle che sono le indicazioni della Corte europea, dove peraltro noi spesso paghiamo diciamo delle multe da parte, perché vengono inflitte, perché veniamo meno ai nostri doveri, come diceva giustamente poco fa il Presidente dell'associazione, spesso si viene meno a quelli che sono i dettati della Costituzione, perché alla fine chi entra in carcere come noi garanti, come non dell'associazionismo, non avendo poteri decisionali come i magistrati oppure come i direttori delle carceri, diciamo, noi cerchiamo di dare voce a delle persone che non hanno voce, affinché venga rispettata la Costituzione
la possibilità vengono fatte quelle azioni perché ci si possa ravvedere e riabilitare. Siamo lontani come modello, lontani anni luce, perché tutto questo non avviene. Non c'è una scuola che nasce nella formazione anche della polizia, perché no, che diciamo, rappresenta l'ultimo anello e è quello più vicino al detenuto, quello che maggiormente sente i problemi del detenuto. Non c'è una scuola di formazione che va in questo indirizzo. La scuola di formazione va soltanto verso la repressione e quindi avviene quello che è stato detto prima, avviene questo scontro che è uno scontro fra due persone che praticamente non dovrebbe avvenire se le leggi fossero fatte in maniera diversa. Cosa fare per cercare di fare uscire gente dal carcere? Intanto pene alternative. Le pene alternative si possono fare, ci sono gli arresti domiciliari, ci sono con il braccialetto, ci sono le comunità, bisogna verificare per esempio quanti giovani ci sono dentro che sono in carcere per la prima volta e sono lì perché sono stati beccati con qualche dose di hashish e noi non vediamo mai arrestati i capi del commercio della droga. Prendiamo sempre i ragazzini e sempre di più si abbassa l'età, perché in questo momento, per esempio, io parlo del carcere minorile di Palermo, dove ci sono 25 ragazzi. Questo numero è altissimo, non c'era mai stato. Sì, infatti, ragazzi, anche e tutti con reati, ripeto, di queste più anche o meno a Catania è la stessa situazione, insomma c'è Ruben Aparo, però rispetto a un quadro sicuramente non favorevole, non positivo che stiamo tratteggiando e che stiamo anche analizzando, però ci sono le associazioni che comunque, come la sua per esempio, questa di Sbarre di Zucchero, cercano insomma invece di portare messaggi alternativi, cosa possiamo dire? Un aggancio per queste persone che comunque vivono la difficoltà e soprattutto anche spesso la disperazione della condizione carceraria. Certo, tra l'altro nel dettaglio ultimamente ci siamo occupati qualche settimana fa di donare degli articoli di cosmetica, quali anche assorbenti, detergenti, alla sezione femminile del carcere di Piazza Lanza, perché immaginate di essere una minoranza di una minoranza già stereotipata, cioè ciò su cui non si pone mai l'accento è la questione della detenzione femminile, perché essendo un numero ridotto rispetto ai detenuti uomini passano a volte come se fosse un aspetto secondario quasi inesistente del carcere, eppure il carcere come istituzione totale anche lì pone degli problemi che non sono per nulla scontati. Pensate appunto che il carcere, pensato come un mondo di uomini, alla fine trova scaricate all'interno, perché si può utilizzare solo questo termine, anche delle donne, che comunque si ritrovano a vivere una situazione che è pensata per gli uomini. Effettivamente a volte mancano anche i mezzi per reperire i prodotti di detergenza o gli assorbenti stessi che abbiamo donato, perché poi un altro problema ulteriore all'interno del carcere è che anche all'interno di questi posti emergono le disparità sociali ed economiche, perché ovviamente c'è chi può permettersi il costo degli assorbenti, c'è chi non può permettersi neanche il costo degli assorbenti, e quindi un ponte che abbiamo voluto collegare in quella sede tra il mondo esterno e il consorzio libero e il carcere, in questo caso il carcere femminile, è stato proprio un messaggio di speranza per far capire alle detenute che sono lì per, ancora una volta ripeto, per risocializzarsi e per fare in modo che possano ritornare nel consorzio libero rieducate, ma se noi pensiamo che poi mancano gli strumenti basilari della dignità umana, anche il detergente o l'assorbente stesso, certo. Pensiamo quanto possa essere difficile avviare un percorso di rieducazione per la donna che viene ridotta appunto al minimo della una situazione poi femminilità. che è comune uomini e donne all'interno di un'istituzione totale come quella del carcere.
Il nostro tempo purtroppo è finito, noi continueremo comunque a occuparci della situazione e intanto ringrazio Pino Apprendi per essere stato con noi. Una cosa, scusi un minuto Sì, solo, veloce. No, volevo dirle che anche l'altro giorno quella intervista che abbiamo fatto è stata seguita in carcere, la gente ha molto apprezzato questa vostra sensibilità, perché non sono in tanti ad avere questa sensibilità. Grazie, grazie. Comunque noi continueremo a dare notizie e soprattutto, come facciamo sempre, cerchiamo di dare voce a chi non ha voce. Grazie anche a Ruben Aparo per il vostro impegno come volontari, è importantissimo anche questo. E grazie anche a chi ci ha seguito, alla prossima.